L'Europa chiede verifiche sulla discarica di Melagon sull'altopiano di Asiago. Quest'estate eravamo stati proprio noi di Rete Veneta a sollevare il problema, intervistando amministratori, speleologi e scienziati preoccupati che il percolato accumulato in 10 anni di raccolta rifiuti potesse finire nel sottostante bacino idrico di Oliero. La Commissione europea per l'ambiente ha sollecitato l'Italia a fornire una relazione sullo stato delle acque. Il commissario Carmenu Vella è stato chiaro: qualora si riscontrassero carenze nella gestione della cava, l'UE chiederà di porvi rimedio con una bonifica. Una cosa, anche se non è prevedibile, potrebbe comunque succedere, quindi bisogna accertarsi che tutte le procedure siano corrette e fare tutto il possibile perché non succeda un disastro ambientale. C'è da dire che la discarica è monitorata con controlli costanti, ma qui, vista la conformazione dell'area, il rischio collassi o cedimenti purtroppo non è prevedibile. E quindi, come si dice in questi casi, è meglio prevenire che curare ed evitare uno sversamento su uno dei bacini acquiferi più importanti della regione Veneto. Stiamo parlando di una discarica posta sopra un bacino idrografico tra i più grandi d'Europa, dove fornisce al giorno 300 litri di acqua per 4 milioni di abitanti nel Veneto. Qui non vorrei creare allarmismi, però non possiamo neanche stare così senza fare niente. Diciamo che la discarica è stata fatta nel posto più sbagliato che ci poteva essere, nell'altopiano. E il problema è che in una zona, soprattutto la zona di Melago, dove esiste il problema proprio il fenomeno dell'epicarsismo,